Benvenuti a Sombra de Sunuragi, stagione de Satongiu. Gli astri hanno sempre risvegliato la curiosità dei popoli che hanno abitato la Terra. Volgere lo sguardo verso il cielo è stata una delle primissime attività che ha fatto comprendere agli esseri umani di essere parte di una natura ben più grande. Anche gli antichi abitanti della Sardegna, il popolo nuragico, erano attenti osservatori della volta celeste e avevano imparato a studiare il movimento dei corpi celesti. Molte costruzioni dell'epoca, tanto i megalitici nuraghi che i luoghi di culto come i pozzi sacri, quanto i monumenti funebri come le Domus de Janas, venivano costruite con non poca sapienza in campo astronomico. Un popolo che riusciva a costruire in maniera tanto precisa tali edifici sicuramente possedeva un grande patrimonio scientifico utile a comprendere non solo l'esistenza, ma pure l'importanza dei moti dei corpi celesti per la vita sulla Terra. I nuragici sicuramente utilizzarono le stelle per orientarsi anche durante la navigazione verso quelle lontane terre dove poggiarono piede, tanto per commerciare quanto per combattere in guerra. Più tardi nei secoli, la luna per i pastori rappresentava la compagna di tante notti passate lontano da casa. Per i sardi partiti al fronte nelle grandi guerre del Novecento, il sicuro rifugio dove far poggiare lo sguardo, nello stesso momento, ai propri cari lontani e sentirsi così più uniti da quella visione. Pure ai giorni nostri, a migliaia di anni di distanza da quelle donne e quegli uomini, la luna e le stelle assieme al sole continuano ad affascinare e riempiono lo sguardo di coloro i quali alzano gli occhi al cielo. La luna, al quale l'autore Carlo Fadda dedica questa poesia, è sicuramente una visione luminosa e romantica che aiuta a scacciare le tenebre della notte e dona la giusta atmosfera ai romantici che vogliono, ad essa e alla propria amata, cantare il proprio amore. Salluna, luna calanti, crescenti e luna vrena, atteso, in alto, in su cielo, luminosa, chi gasta sa terra nostra premurosa, sempre de guardia, presente e serena. Un dono umano de questa natura, girasa, non firmasa, non podes accostai, se sgroga, intensa, brillanti, de gosai, e ogni notte faisi compagnia sicura. Splendisi vonosu, quando esti scurio, sognantes innamoraso in armonia. Passillai a craro de luna esti poesia, portas savagi a su goiau e bagadio. Se sicuro luna de me li voi sposus, donasa un arriso mannu e poetas, scienziausu, is pintorisi e is profetas, e sul romanticismo ai speranzosus. Non busas mai, intras de sa ventana, donasa ninna nanna con pazienza, regnas muda in cielo con coscienza, ti guas a mangiano a sa vista umana. In sul 1969 un uomo in meda coraggioso arriva da terra de sa luna incantata, de questo luogo diverso, castet curioso. In tutto il mondo questa bellezza delicata si riflette in s'acqua in modo religioso. Mi incruva a tie, luna lucente adorata. Il tabello quadro che si pintau e poi noi sardos siamo sempre stati meta affezionati a sa luna, finza a dei tempos dei nuragicus che conosciant a su gelo meglio de nosu. E poi sa luna è diventata una guida e una compagnia, poi chi funtiscidus a de notti o poi chi traballante in susatto a de notti. Esa ragione. Sa luna des tempos anticos è sempre stata un punto di riferimento sia da de messaios, sia da de pastorisi, sia da dessa gente normali e de tutto cursus che a su notti fadiant riferimento a sa luna. Quindi gente che traballata, ma fadiant riferimento vince si innamoraus o fa dichiarazioni di amori come tanta fai tuttora di eici, insomma. E poi sa luna è sempre stata un punto di riferimento quando non ci via da illuminazioni e sa gente quando sa luna via lucenti, specialmente nei nottisi dei lugori, sa gente si muoveva con prusu facilità rispetto ai nottisi del scurio e questo de più proprio a questa mannesa, questa amore, de questa grandezza di questa luna. E dunque se tua fonte di ispirazione questa lua e non fettivo is poetas amabo dottusu, specialmente i moi che si torrendi a scoperri tutto il ritmo su dessa natura.
È vero, se vuoi che Salluna è sempre stata un punto di riferimento, come ti viene di prima. Poi gente che traballa, ma poi si innamorano, poi si poeta, poi si speranzoso, che si rivolgendo a Salluna, poi avrai un sonno, un piacere che niente in conca, insomma. Sul fatto stesso che a Salluna, su 1969, i sommi ci arrennescono a arrivare a Salluna, è stata una grande scrovetta, e quindi un'altra ispirazione ancora per un anno, questa gente che dia da vuole biri di accanto, rispetto a prima che non si immaginava mai che insomma ne potessi poi vai in Sallua e quindi a raggiungere questo grande obiettivo insomma. Biuga si scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggisi che anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Visto che a Sallua bessi da sonotti, un dicio che ringrazia da potessi so pensare a sonotti. E come te su pensai a Sunotti? E narauso che pensare a sonotti e a pensare de scurio aiuta a cantovare di a pensare meglio, a tenere idea più claras, a fare sonno, a fare una promessa, chi gusta sia di amore o di traballo o altra cosa. Quindi specialmente se pensare a sonotti a Craro dell'Una, sicuramente vota pensamento su me da più bello che pensai a te di. Eh sì, cancuota teneuso stammento vaghetto più libera de notti, sei d'accordo con tui. E un altro bello dicio che ci sta bene con Sallù e con Sanotti tu teneuso. O dicio che li vuole stare bene con Salluna, visto che a Salluna fa il riferimento finché si innamorano, sono fatti sa gente normali, e adesso gusto. S'amori esti come sa callentura, a bella bello si fa da malairai. È una cosa a volte questo amore, è una potenza, poi ta spiegami tu. Su vero amore, che andesti intenso, è come tua maladia. Sa maladia o sa callentura. In questo caso, quando uno comincia a tenere callentura, bella bello sa maladia. E quando non ci riesce a comprendere per nulla. Talmente sei innamorato, che sia da uomini, da babati o femmina dell'altra, ti indica da non fetti su corpo, su massamenti, pensamento, su poi te amore è una cosa coinvolgente sia per uomini che per femmina, insomma. Ecco poi te paragonava questa callentura. A bella bello ti fai da malaidai. È curioso meta sul romanticismo dei sardos, mi vragi di troppo. E che anche altro vuedo curioso dessa tradizione mi dolligisi. Che anche un'altra cosa vuoi essi tipo su dicio este commente sommeni buono. Tutto su chinara da savverada. Beh, dei dici su chiappo intendio de due mi pare che sti di aici. Beh, su dicio in tutto sa Sardegna è sempre stato un frutto di saggezza, di pensamento su de cose claras che con pago fuello uno ci riesce a fare comprendi s'intendimento o le aspettative delle persone, insomma. È proprio vero, su pita cancuota con pago fueddoso s'arrenesce internai medas cosas. E da sapi che cancuota tappa vedi calli è su dicio che ti vragi de bruso a tui. Poco sto t'aspetto e ringrazio tutte le persone che si funta scottendi e a tui pupo stai ligio tutto questa bella cosa. Grazie a os altros de me ospitao e un saluto umano a tutti, a si torrà intenda all'estero.